Della Foix Daniel, mamma di origine padovana, quindi veneta doc, tu abiti a Sydney e non hai voluto assolutamente perderti questo appuntamento dei giovani veneti nel mondo, qui proprio a Villorba. È una sorpresa in effetti, mi sembra che siate molto affiatati e anche ben coordinati, no? Sì, abbastanza, è il settimo meeting che abbiamo fatto con tutti i giovani veneti attraverso il mondo, da Svizzera, Australia, siccome sono il rappresentante di Sydney, Uruguay, Venezuela, Brasile, Argentina, praticamente tutti, anche quelli da Canada o che sia da Ontario o da Quebec che parlano francese. Ecco, ma quanto importante è trovarsi per parlare delle vostre origini e delle vostre prospettive? Sì, molto importante per noi perché così tiriamo avanti non soltanto la cultura veneta, però una comunità veneta globale che esiste così, forse magari tanti nel Veneto non sa che esiste questo popolo, non so, comunità veneta all'estero, che andiamo avanti, abbiamo amici dappertutto in ogni paese nel mondo. Ecco Daniel, dimmi una cosa, ognuno arriva dalla sua nazione con le sue tradizioni, la sua cultura, perché siete tutti ragazzi nati là, quindi cresciuti però con l'identità veneta, poi vi ritrovate e viene fuori l'importanza dell'identità veneta, giusto? Sì, giusto, giusto. Non so, è come per noi, siccome siamo la maggioranza siamo figli di emigrati, quindi per noi è un sogno di ritornare nel Veneto o di riscoprire i radici che abbiamo lì nel paese dei nonni o dei genitori come me, la mia mamma è l'emigrante, quindi sono di prima generazione mi pare. E così via, è una cosa importante di avere un'identità, siccome siamo tutti emigrati o figli di emigrati in quel paese là, tipo Australia la maggioranza sono anglosassoni, quindi dopo il resto italiani, greci, tedeschi eccetera. Ecco, mi diceva una cosa però, con questa concludiamo, che hai voluto portare tua figlia qui in Veneto per fargli conoscere la bellezza del Veneto. Come no, adesso con la mamma che visita la sua mamma per divertirsi un fiatinco un po' con il dialetto. Sì, come no, il sceto. E adesso quando è finito i lavori qua vado lì a visitare la sua famiglia, poi torniamo a Padova a visitare la mia famiglia anche. Quindi il cuore batte sempre Veneto. Sì, come no.